E senti, Gokan, chiaramente io non posso non tornare, poi altri pochi minuti e ti Mhm, lascio andare e ti ringrazio della disponibilità. Mi hai parlato di Dries Mertens, e mhm. tu l'hai avuto come compagno di Sì. squadra, ma il Dries Mertens che arriva a Napoli, potevi mai immaginarti che a distanza di 10 anni assurgesse a simbolo Leggenda, diciamo. a leggenda Sì, del Napoli? sì. Cioè, lo immaginavi? Come si presentò No, nello spogliatoio? no, lui è sempre positivo, è stato sempre positivo, ha lavorato sempre, si è visto in questi anni, ha giocato anche sempre bene, ha fatto tante gol. Un persona che secondo me in generale questi giocatori si deve vincere per la società, no? Magari calcisticamente non va, non basta, però un domani non si sa mai, no? Perché ci sono tanti giocatori qua fuori che amano questa maglia, hanno amato questa maglia e con loro si può crescere ancora di più, magari un domani vincere il scudetto che tutti vogliono vincere un giorno. Solo questo, mi dispiace che è stato così, però Dries è professionista, con noi è cresciuto tantissimo. Auguro per lui sì, una bellissima ultimo step per la sua carriera. Suppongo